Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Allora, 10.000 passi in salute, è stato inaugurato al bosco di Marzinis giovedì scorso, con la Federsanità che vi ha dato il là. Sì, è un progetto promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia, realizzato da Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia con la collaborazione dell'Università degli Studi di Udine e di Promoturismo Friuli Venezia Giulia. Oramai i comuni aderenti sono una settantina con 60 percorsi sul territorio regionale ed è approdato anche a Fiume Veneto, nel bosco appunto di Marzinis. Si tratta di un sito di interesse comunitario, un bosco di 11 ettari, una campagna a perdita d'occhio, il fiume Sile, una pace e una tranquillità davvero invidiabili. E lì sorge anche una chiesetta del 1400 in cui ci sono degli affreschi del Pordenone e che ha ispirato anche le parole di Pierpaolo Pasolini. È stato un bel momento comunitario in cui abbiamo mostrato quella che è la rilevanza non soltanto per la salute fisica ma anche per la salute mentale di noi tutti, quello di affrontare questi due percorsi, uno da 3 e uno da 6 chilometri, immersi completamente nella natura, e a dimostrare, a confermare l'importanza dell'iniziativa era presente, oltre ovviamente ai promotori, ma era presente anche il Dipartimento di Prevenzione con il dottor Lucio Bomben, il Servizio Sociale dei Comuni e la Direzione Centrale Salute, a conferma della bontà dell'iniziativa. Grazie sindaco, A sempre lei. precisa, grazie ancora a Jessica Canton. Standing ovation